Quarta corsa, una prova per 2 anni, non vincitori di 500 euro nella carriera. Sono in 12 dietro le ali della macchina. Il numero 1 Favilla MG Marco Stefani, 2 Feeling Rishow Marco Volpato, 3 Florri di Poggio Massimo Barbini, 4 Forever AV Giuseppe Pistone, 5 Frances De Ari Marco Basile, 6 Frank BF VP dell'Annunziata, 7 Frida GSO Antonio Di Nardo, 8 Falco Bye Bye Francesco Trolese, 9 Fedra Pax Salvatore Valentino, 10 Floridia Lake Andrea Bigliardi, 11 Forgido Roberto Vecchione, 12 Femme Fatale sì Gabriele Ballotta. Autostart ha preso velocità, è entrata in retta, si prepara al lancio. Allo stacco c'è l'errore di Favilla MG, va davanti facile Forever AV che si installa al comando su Feeling numero 1 terza Favilla MG squalificato. Florri di Poggio, mentre all'esterno c'è Frances De Ari numero che 8 Falco Frank Bye Bye BF. squalificato. E se ne vanno così i primi 200 metri di corsa per Forever AV in 15,7. Forever al comando, seconda posizione per Favilla MG, la terza per Florri di Poggio, la quarta allo steccato per Frida GSO, mentre allo scoperto si porta Frank BF che ha aggirato Frances De Ari. 31,4 per il primo quarto di gara per Forever AV e Manuel e Giuseppe Pistone che completano i 600 metri in 47,6. Passaggio davanti alle tribune, Forever AV sempre in largo vantaggio, un paio di lunghezze, anche 3, meglio di Feeling Rishow che la segue. Di fuori continua la progressione Frank BF, 1,3,5 per i primi 800 metri di corsa. Forever AV al comando, peggiora però di camminata e sbaglia e lascia così numero al 4 comando Forever Frank BF, AV ha sbagliato anche squalificato. Feeling Rishow, un gran bel trambusto perché ha sbagliato numero anche 2 Frida Feeling GSO. Rishow squalificato. Rimane così al comando numero Frank BF, inseguito 5 da Florri di Frances De Poggio Ari squalificato. che passa in breve a condurre numero a 400 7 metri dalla Frida GSO conclusione. squalificato. In vantaggio Florri di Poggio che è passata su Frank BF, poi Fedra Pax che prova a muoversi in anticipo su Forgido. Quando siamo a metà della piegata conclusiva è in vantaggio Florri di Poggio, inseguita da Forgido che si protende al largo degli avversari. Ancora Frank BF e Fedra Pax, la retta d'arrivo per Florri di Poggio che è in netta evidenza nel finale. Florri di Poggio che viene a vincere in maniera nettissima. Al secondo posto finisce Forgido, mentre per il terzo Femme Fatale sì viene a regolare Frank BF. 30,5 la chiusa, 1,18,7 il ragguaglio cronometrico per il successo da parte di Florri di Poggio. Massimo Barbini che è allenatore e guidatore della portacolori della scuderia Mistero, una femmina da Man of Many Mission, e Regale di Poggio che vince alla sua seconda corsa in carriera, coglie un bel successo. Massimo Barbini con Florri di Poggio.